Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. La Giunta regionale ha approvato l'utilizzo di 8.140.000 euro provenienti dal Ministero per le disabilità per migliorare la qualità della vita delle persone affette soprattutto dallo spettro autistico. Il programma dell'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali prevede diverse iniziative, tra cui l'assistenza sociosanitaria attraverso voucher, percorsi di assistenza alla socializzazione, supporto agli enti locali per le attività scolastiche. La politica adesso con le elezioni interne del Partito Democratico in Sicilia. Secondo i risultati, Stefano Bonaccini è in testa con il 42,2% dei voti, seguito da Elish Line con il 36,9%, Gianni Cooperlo con il 15,3% e Paola De Micheli con il 5,6%. I rappresentanti del partito sono già pronti per le primarie del 26 febbraio che saranno effettuate presso gazebo appositamente allestiti e saranno aperte anche a coloro che non sono iscritti al partito. 5 persone sono state indagate per l'aggressione di Salvatore Barcellone, il buttafuori della discoteca Country di Palermo, che ha perso l'occhio destro a causa di un pugno. L'addetto alla sicurezza è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, ma non è stato possibile salvare la funzionalità dell'occhio destro. La violenza si è verificata dopo che alcuni clienti non volevano pagare il prezzo d'ingresso e hanno reagito violentemente al rifiuto del buttafuori. La polizia ha aperto un'indagine sulla questione e sulla base delle immagini delle telecamere ha individuato e indagato gli aggressori. L'indagine del nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo per identificare le risorse economiche e imprenditoriali legate all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra ha portato al sequestro di beni che colpisce gli eredi di Vincenzo Sucato per un valore totale di €500.000. Sucato, arrestato nell'operazione Cupola 2.0 e poi deceduto in detenzione nel 2020, era sospettato di essere il capo della famiglia mafiosa di Misilmeri per aver pianificato e gestito le estorsioni nella zona. Con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.